Prendono il via gli appuntamenti estivi all'ippodromo di Treviso, non solo corse di trotto nei mercoledì sera di luglio ed agosto fino al primo fine settimana di settembre con l'International Weekend, punta di diamante del cartellone ippico trevigiano. Riparte dunque con entusiasmo la stagione estiva 2017 all'ippodromo di Treviso, positività ritrovata per il Sant'Artemio che con la sua pista da 1000 metri è ormai punto di riferimento per il Nord Italia. Diciamo che sta migliorando sicuramente per l'ippodromo Treviso che è stato scelto tra gli ippodromi principali del Nord. Diciamo che prima poteva essere, la piazza di Padova, come le Padovanelle, adesso hanno scelto l'ippodromo, il Ministero dell'Agricoltura ha scelto l'ippodromo di Treviso. In più c'è stato un incremento importante, parliamo del 15% del montepremi messo a disposizione delle scuderie italiane. Ecco, quali sono i fattori che hanno portato a questo? I fattori intanto è la struttura. Abbiamo una pista da 1 chilometro che è riconosciuta ormai a livello del Ministero di andare verso queste distanze. E inoltre la struttura stessa, cioè la tribuna, il ristorante, il bar, cioè tutto quello che c'è, che è quello che noi dobbiamo dare come servizi ai nostri ospiti. È davvero un ricco cartellone, 11 gli appuntamenti con contaminazione tra folklore, arte, cultura e spettacolo. Quella di affiancare le corse dei cavalli in pista con manifestazioni diverse è ormai una tradizione nostra, soprattutto per l'estate, per cercare di catturare un po' l'attenzione dei curiosi e dei non appassionati o addetti ai lavori. Abbiamo studiato un calendario molto diversificato che va dalla musica, che prima serata avremo un bel musical negli intervalli fra le corse, verrà dato Notre Dame de Paris da una compagnia teatrale che è specializzata in questa rappresentazione a cavallo, quindi siamo a tema, e poi passeremo per tante altre cose, dal revival del Palio dei Comuni con 4 comuni partecipanti che offriranno quindi sarà serata delle degustazioni, del folklore e anche della gara, perché un comune sarà il vincitore dell'edizione 2017. Avremo poi serate di degustazione con la birra San Gabriel, avremo Radio Birichina Partner con un gioco a fil rouge che seguirà tutto il profilo dell'estate, avremo le moto, tante cose diverse che verranno poi settimana per settimana pubblicizzate fino ad arrivare al clou finale 1 e 3 settembre, ultima notturna l'1 settembre col Gran Premio Città di Treviso e 3 settembre giornata particolare pomeridiana con i guidatori più importanti d'Europa che si sfideranno qui a Treviso in una sfida a punteggio. Resta da parlare delle mongolfiere, l'anno scorso tante adesioni per i giri mongolfiera, quindi senz'altro quest'anno replica, si comincerà l'ultimo weekend di agosto, quindi sabato e domenica ma senza corse, e poi il 2 e il 3 settembre mongolfiere e anche corse dei cavalli in pista. Quest'anno quindi abbiamo, almeno per quanto riguarda l'estate, un montepremi per le 11 giornate di circa 650-680 mila euro, quindi è molto importante, e questo fa sì che possiamo portare sia a livello di cavalli degli attori importanti, ma anche a livello di guidatori. Con la manifestazione facciamo il 31 l'1-2 settembre, dove ci sono i migliori guidatori mondiali, partendo dall'italiano Bellei, che è quello che ha vinto il derby gli ultimi 5 anni, dal guidatore di Varennes Minucci, dal guidatore Verbeek, che è quello che ha vinto l'Amérique per 4 volte in Francia, e quindi parliamo del massimo che si possa richiedere.